location direi speciale, il tuo ritorno a Palermo dopo qualche anno, hai visto anche il museo, che emozioni hai provato? Beh, è una bellissima emozione, tornare dove è stata a casa per tanti anni fa sempre un certo effetto. Gli anni passano, però l'amore per questa città è rimasto intatto. Sono contento che stia crescendo, ho visto anche il museo che è una cosa bellissima dove ci sono tanti ricordi dall'inizio di Palermo ad oggi, è una bella cosa. Sono contento perché vuol dire che questa realtà sta crescendo e ha voglia di fare grandi cose. Tra l'altro, se non erro, è il tuo primo ritorno al Barbera dopo quel Palermo Latina in Serie C, insomma, non è passato tanto tempo, ma tante cose sono cambiate qua a Palermo. Sì, tante cose sono cambiate. Quell'anno era l'anno della promozione dalla C alla B per il Palermo con Baldini, ma a prescindere da quello tornare qua è sempre bello, è sempre bello rivedere i posti dove si è stato bene. Tra l'altro è un Palermo che adesso si avvia verso la nuova stagione, tra una settimana parte il ritiro. Vedendolo dall'esterno e sentendo anche le voci, che sensazioni hai per la nuova stagione? Ma io ho buonissime sensazioni, anche perché in panchina è arrivato Inzaghi, che è un signor allenatore, la storia parla per lui in panchina, è un vincente e ha fatto, secondo me, la società ha fatto una scelta oculata e giusta. Adesso sta ai ragazzi seguirlo in tutto e per tutto per ottenere quello che è in grado di raggiungere. Ecco, tu tra l'altro nella stagione, quella della promozione in Serie A da calciatore, nel 2004 hai condiviso lo spogliatoio con Eugenio Corini, di fatto vi siete passati la fascia di capitano l'uno dal braccio dell'altro. Ti è un po' dispiaciuto vederlo contestato nei 2 anni in questo da Palermo? La verità è che quando passi dall'altra parte a fare allenatore è sempre complicato, tornare in un posto dove sei stato un idolo non è mai semplice, ho avuto il coraggio di provarci, poi è normale, i risultati quando vengono a mancare un pizzico di contestazione c'è, però io penso che l'amore anche per Eugenio da parte del Palermitano sia intatto e non è cambiato assolutamente nulla. Al posto di Corini, se ben ricordi un'altra tua vecchia conoscenza, un altro tuo capitano, ovvero sia Michele Mignani, ti aspettavi o speravi che potesse avere magari quella chance con una stagione da costruire, con una rosa da costruire dopo il breve intermezzo? Beh, Michele ha fatto bene, dove va fa bene, anche quest'anno ha fatto bene a Cesena, quindi speravo che ci fosse una continuità, anche quando è arrivato ha fatto bene, quindi era giusto dargli quell'opportunità in questa grande piazza. Così non è stato, avranno avuto i loro buoni motivi. Ecco, veniamo adesso al Daniele Di Donato del futuro, dopo una bella esperienza al team Altamura. Cosa bolle in pentola? Per il momento ti trovi a Palermo, cosa bolle in pentola per il Ma sinceramente ho aspettato l'Altamura fino alla fine e poi c'è stato un cambio di programmi, visto il ridimensionamento, i problemi che ci sono in società, e abbiamo deciso di non continuare il rapporto. In questo momento mi sto godendo l'Academy del mio amico Francesco, stando con i ragazzi è sempre bello, e poi mi ha dato la possibilità appunto di tornare in questa grande città. Ecco, parliamo proprio di questa esperienza, di questo European Soccer Camp, la tua prima volta in questo staff. Come ti sei trovato, cosa hai trovato e cosa ti aspetti anche a contatto con i più piccoli? Ma guarda, a parte che siamo tutti amici e ci conosciamo un po' tutti, e quindi è sempre un piacere rincontrarsi. E poi ti dico, stare con i ragazzi è difficile, è emozionante e allo stesso tempo è difficile, perché li vedi con il sogno negli occhi e quindi cerchi di trasmettere quella passione di cui hanno bisogno per poi cercare di raggiungere il proprio sogno. Quindi è una bella esperienza, per me nuova, però una bella esperienza, diversa.